Nonostante la giornata non sia stata delle migliori, nuvole e vento l'hanno fatta da padrone, oggi diversi credenti hanno partecipato alla quarta edizione della Festa della Pace svoltasi a Favara. Dalle 8:30 di stamattina i fedeli, con partenza dalla chiesa Santi Apostoli Pietro e Paolo, hanno in pellegrinaggio, recitando il rosario, raggiunto il monte Caltafaraci, chiamato da qualche anno Montagnè della Pace. Novità di quest'anno la celebrazione per la prima volta della Santa Messa, proprio alle spalle della statua del Sacro Cuore di Gesù. A officiarla Don Marco Damanti. È stata infatti la Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in collaborazione con Adriano Varisano, responsabile dell'associazione Antichi Valori, a organizzare questa giornata. Qual è il messaggio che si vuole lanciare quest'anno? Il messaggio di quest'anno in questa montagna della pace lo dice la stessa parola e luogo: pace, pace a questa umanità che purtroppo oggi manca tanta pace. La pace nelle famiglie, basta poco per litigarsi, basta poco per odiarsi. Oggi purtroppo tanto razzismo, vogliamo dare la pace e questo luogo è il messaggio più bello della pace, che lo vogliamo trasmettere ai grandi, agli adulti e soprattutto alle scuole, ai genitori, e invitiamo anzi a proposito a partecipare, a venire, perché è un momento non solo di convivialità ma soprattutto di fratellanza. Montagnè della Pace è giunta alla quarta edizione. Sì, siamo felici che per il quarto anno consecutivo si svolge questo evento di pace, questo messaggio di pace alla famosa Montagnè, che ormai tutti chiamano Montagnè della Pace perché qui si trova la pace, e quindi da qua parte un messaggio di pace rivolto a tutta la popolazione. Siamo felici perché per quest'anno per la prima volta è stata celebrata, scusate, la messa grazie a Don Marco, che si è impegnato veramente, che ha preso a cuore questo posto, e quindi speriamo che l'anno prossimo il tempo ci accompagna, perché diciamo che il vento un po' ha frenato le persone a venire qua su. Carmelo Capodici, il vento, la situazione meteorologica di oggi come ha influito con i credenti? Allora, nonostante il vento c'è stato un afflusso di gente veramente impressionante, non immaginavo nemmeno io, perché ci sono tra l'altro molti anziani. Questo veramente è la testimonianza che davanti alla fede, davanti al Signore non ci ferma nessuno. Siamo venuti tutti qua su questo monte a pregare, è arrivata veramente al cielo la nostra preghiera, anzi sarà d'auspicio questo, ce l'auguriamo. Era il 13 settembre 2014 quando si svolse la prima edizione della Festa della Pace, a cui parteciparono ciclisti, cavalieri, autorità politiche, militari, religiose della città e semplici cittadini. Poi, nel settembre 2015, in occasione della seconda edizione, venne collocata una statua alta 3 metri del Sacro Cuore di Gesù.